Quindi a proposito di sincerità, io stasera voglio fare coming out, ma non un coming out qualsiasi, quello della mia più grande paura. Io ho paura di prendere l'aereo, ho paura di volare. C'è qualcuno per alzata di mano che come me è omosessuale, ha paura di... Allora, è molto semplice perché è una paura verso i quali gli altri si relazionano solo in due modi. O ti fanno una cazziata perché la ritengono una paura irrazionale, come se le altre fobie non lo fossero, oppure, paradossalmente ancora peggio, provano a consolarti prima che sali su un aereo. E se c'è qualcuno qua che ha paura di volare, sa di cosa parlo. Ti mandano tutti lo stesso identico messaggio su WhatsApp, che recita: stai tranquillo, statisticamente è più probabile che muori su un pullman che su un aereo. Solo che te lo mandano mentre stai salendo sull'aereo. Sull'aereo il telefono non prende, il messaggio ti arriva proprio mentre stai salendo sul pullman dell'aeroporto. Quindi non fai che cagarti sotto ancora di più. Diventa una matriosca di merda questa storia. Parliamoci chiaro, non ha razionalità avere paura dei mezzi di trasporto. Per esempio il treno, no? Il treno oggi, considerati le tecnologie attuali, è un mezzo sicuro. Dipende sempre dai contesti, dai periodi. Prendi un treno oggi, è sicuro. Prendere un treno nel 1939 che parte da Varsavia con a fianco a te Roberto Benigni, meno. C'è solo un mezzo di trasporto di cui tutti, secondo me, dovremmo aver paura. La macchina. Se c'è qualcuno di Milano, la macchina è tipo un monopattino elettrico che guidavano gli antichi eterosessuali. La macchina, perché dovrebbe far paura? Uno può pensare perché statisticamente è pericoloso. No, il motivo è che la macchina è il locus in cui il maschilismo tossico si afferma in tutta la sua potenza. Allora, maschilismo tossico è una categoria di pensiero, per chi non lo sapesse, coniata dalla generazione Z per spiegare questa complessa fattispecie sintetizzabile con tuo zio a Natale. Tu leggi la letterina e c'è quel silenzio che intercorre tra la fine della letterina e l'applauso del nonno, che lui sente il dovere di riempire con un finissimo "questo fra 2 o 3 anni me lo porto a puttane". Quello è il maschilismo tossico. Come si afferma in macchina? Molto semplice. Tu stai fermo in macchina col tuo pene. A fianco a te c'è un altro maschio, fermo anch'esso, col suo pene. Alla vostra destra c'è un semaforo rosso, senza pene. Amici miei, amico mio, tu c'hai il pene? Con un certo orgoglio, bello qua. Allora, amico mio, sai bene, sapete tutti bene che se davanti a voi c'è una strettoia e può passare una sola macchina quando scatta il verde, tu lotterai con tutto te stesso senza alcun motivo logico per passare prima di quell'altro, come se rimanendo indietro in automatico diventassi omosessuale. Mio cugino una volta è stato sorpassato da una multipla, mo fa la drag queen. Allora, e poi non so, questa cosa, se vi è capitato, genera violenza, perché, non so se conoscete, c'è l'antico codice dell'eterosessualità, fu trovato ad Atene, ed è un codice scolpito nella pietra, col cazzo, per affermare... E c'è scritto testualmente: quando una macchina ti sorpassa, all'epoca carro, l'unico modo che hai per riconquistare la tua eterosessualità è picchiare l'altro maschio. A quel punto lui sarà costretto a restituirti il pene all'interno di uno scrigno in mogano adornato di oro e rubini, tu potrai prendere quel pene, riavvitartelo e riprendere la tua vita. Io però ho trovato un bug nel sistema. Io ho trovato il metodo per non abuscare, per non prendere le botte per strada, e ve lo voglio lasciare stasera tipo cadeau, perché può esservi utile. Allora, cosa successe? Ero a Napoli, una strada trafficata, il Corso Malta, così si chiama, il mio nonno lo chiamava Corso Mannaggia Maronna. Stavo per strada, traffico, questo mi bussa, io mi accosto perché non volevo litigare, e lui a quel punto fa la cosa che è più intelligente che puoi fare quando hai fretta. Si ferma, si gira verso di me e fa: togliti davanti. Io mi giro e faccio: uè zio, che ci fai? Io rispondo con fare borghese: e mi sono tolto, e che cazzo? Lui mi guarda e fa: il cazzo, quello ti piace. Perché c'è sempre un po' di omofobia, ma appena accennate questa cosa, e me ne scappo e non voglio farmi raggiungere. Lui mi insegue, scappo per i vicoli di Napoli. Non so se avete presente i vicoli di Napoli, quelli che si vedono su TikTok con i panni stesi, non batte il sole, ci sta il pizzaiolo gourmet che fa la pizza con l'ananas, Pino Daniele che si affaccia e canta, Massimo Troisi che sbuca da un tombino tipo Ninja Turtles, ci sta Goethe che per la prima volta arriva a Napoli e conia la famosa frase "vedi Napoli e poi muori", mentre cambia la cover del suo primo libro da New Martina. In quel momento lui mi raggiunge, guidava bene, teneva un cazzo, sgomma davanti a me, esce dalla macchina e mi sta per tirare un pugno in faccia.
In quel momento, non so se avete presente quando fa caldo ad agosto e si alza quella nebbiolina, quello non è il caldo. Quello è il maschilismo tossico di 2000 anni che conforma la figura di Re Leonida che si para dietro di lui e gli sussurra vattela sto ricchione. Re Leonida che parla napoletano senza alcun motivo. E torniamo a te. In quel momento tu attui il piano per non essere picchiato. Lui sta col pugno proteso verso il tuo volto, tu ti fermi e fai. Oh, sei carino, vuoi chiavare? Non sa... Si rompe il maschio dentro di lui e io fatelo, funziona, ve l'assicuro funziona, fatelo. Non quella volta io ho dovuto fare un buchino, ma di solito funziona.